Buongiorno a tutti ragazzi, come ben sapete, a volte qualcuno mi chiede delle domande un po' particolari, tipo se il male esiste, se i diavoli esistono e tutte queste cose diciamo un po' oscure. Ragazzi, la maggior parte che io ci credo fermamente. Allora vi faccio un esempio, qualcuno mi ha chiesto il film The Crucifixion Liberici dal male. Allora, quello lì in effetti è una storia vera ragazzi. Quella suora, diciamo quella ragazza che è stata crocifissata in Romania e che poi come ben sappiamo è morta, anche nel film in effetti è morta, e vengono arrestati quattro suore e il prete che ha fatto l'esorcismo. In effetti questa è una storia reale, quindi si chiama Irina Maricica Cornici. Ciao Domitilla, quindi 23 anni ed è stata lasciata morire, diciamo, dal prete che ha fatto l'esorcismo. In effetti, secondo il prete, la ragazza era posseduta. Il padre si chiamava padre Daniel Corregianu. Ciao Patrizia, ciao. Quindi ordinò che le medicine che gli avevano dato a questa ragazza dovevano essere, diciamo, sospese perché disse il diavolo non lo possiamo curare con le pillole. In effetti anche il fratello, ciao Adriana, e diciamo la sorella pensavano la stessa cosa. Questi fratelli erano diciamo, cresciuti tutti e tre in orfanotrofio, quindi venivano già da una vita dura. Questa ragazza era andata in Germania, aveva lavorato ed era ritornata per stare, diciamo, nel suo paese in Romania. Come all'improvviso venne presa da, diciamo, una cosa tipo una crisi, diciamo, allucinazioni, delirio e la portarono in ospedale, diciamo. I medici diagnosticarono schizofrenia incipiente, quindi prescritta terapia a base di Ziprex per curare la schizofrenia. Fatto sta che questa medicina non fece effetto e né nulla, quindi continuò diciamo, con i suoi disturbi finché quando arrivarono nell'ospedale quattro monache e il prete di Tanaku. Quindi la storia si basa, se voi guardate il film ragazzi, c'è scritto all'inizio basata su una storia vera, questa è la storia vera. E diciamo che grazie alla terapia Irina migliora un poco all'inizio, ma poi peggiora la situazione. Quindi, per motivi che restano ancora oscuri, padre Daniel la prende e la porta con sé. E quindi procedono con questo esorcismo. E quindi ragazzi la mette, siccome a quei tempi si pensava che si poteva esorcizzare, avevano ancora delle cose diciamo un po' rudi, non come oggi, diciamo inchiodata a una croce come diciamo Dio. E dopo giorni e giorni, diciamo più o meno 3 giorni, la ragazza, sì, la ragazza morì giustamente, quindi non riuscirono ad eliminare questo demone. In effetti questo era un demone, uno di quei più possenti. In effetti morì che il demone riuscì a dire il suo nome, però il demone prima che fosse stato sconfitto l'ha uccisa in effetti, perché come disse diciamo il nome il demone, perché per fare un esorcismo ragazzi ci sono tre cose che vanno fatte: prima va controllata la presenza, poi va controllata, diciamo, incomincia la chiaroveggenza, poi incomincia lo scontro con il demone, poi per cacciarlo via devi sapere il suo nome, se no non lo potrai mai cacciare. Quindi ogni demone ha un nome. Questo qua all'ultimo, quando ha detto il suo nome, perché giustamente sotto le preghiere delle quattro suore e del prete ha detto il nome, però per ultimo, come per diciamo che era stato sconfitto, fece affogare la ragazza. Difatti trovarono tipo le corde vocali chiuse,
senza un motivo, anche dopo l'autopsia non si capiva perché, come se qualcuno l'avesse affogata, però segni intorno al collo, ragazzi, come nel film, non ce ne stavano, quindi non c'era una spiegazione logica perché, diciamo, il collo era chiuso in effetti, come se qualcuno avesse stretto con le mani, però segni, diciamo, non ce n'erano, quindi non erano, diciamo, non è stato il prete o le quattro suore che l'hanno affogato, in effetti è stato il demone. Però giustamente questa cosa qui tu non puoi parlare con la giustizia e dire no, vedete così così. Chi ti crede poi? Diciamo che è basata su, diciamo che ora questo prete è tornato in libertà, ragazzi, quindi nel 2011 è tornato in libertà insieme alle quattro suore e comunque stanno continuando con loro, diciamo, gli esorcismi, quindi stanno continuando. Quindi la chiesa finale non ha messo questi, diciamo, allo bando dicendo che li ha mandati via. In effetti si hanno fatto 8 anni di detenzione, sono stati carcerati per 8 anni, però quando sono usciti i ragazzi sono ritornati a fare quello che facevano prima. Forse hanno usato un po' una cosa esagerata, crocifiggerla, però avevano quasi riuscito a vincere sul demone. In effetti il demone è stato rispedito all'inferno, però il demone, l'ultimo sforzo che ha fatto, diciamo, ha affogato la ragazza. Quindi anche, diciamo, chi ha fatto l'autopsia ha rivelato che, diciamo, era come se si fosse chiuso la gola e l'aria non sarebbe passata più, però non aveva segni di soffocamento. Quindi come si fanno a chiudere, diciamo, se non ci sta una compressione della mano, ci dovevano stare le impronte alla gola e non ci stavano, quindi l'autopsia rivelò che era morta soffocata, come nel film che fa vedere all'ultimo che quello che fa l'autopsia dice io non ho mai visto niente di questo genere e quindi non posso dire, per me è morta affogata, però non so il perché, quindi la spiegazione, ma non lo so, guarda, ti dico la verità. Allora, su queste cose ragazzi io ci credo veramente. In effetti qualcuno di voi, giustamente, ma ognuno poi è libero di credere o non credere, qua non condanniamo nessuno, quindi se uno crede crede, se non crede non crede. Il problema è sempre quello. Purtroppo se voi credete in Dio dovete credere anche nel male, quindi se poi non credete in nulla allora potete fare a meno di credere sia nell'uno che nell'altro, quindi se credete in Dio dovete accettare anche che esiste il male, quindi partiamo da questo. Purtroppo le anime più pulite sono quelle che sono più soggette a questa cosa. Questa qui era una suora, doveva diventare suora, quindi era un'anima candida come dici tu, no? Questa qui doveva prendere i voti, in effetti, questa ragazza, questa Irina. Quindi stava per diventare suora. Quindi purtroppo capita che ai più deboli capita questa cosa, diciamo. Quindi pure voi ragazzi penso che le storie più o meno le sapete tutti. Papa Francesco, no Papa Francesco, eh, Padre Pio ha combattuto anni e anni contro il diavolo che lo tentava. Perché ragazzi, cosa che secondo me io ho capito, no? Che mi spiegò, qua ci sta l'esorcista a Salerno, ci sta Padre Gennaro dell'Avvocatella. Allora, più si è vicini a Dio e più si è tentati dal demonio, perché chi sta più vicino alla luce, allora il demone di allontanarlo e quindi più sei devoto, più sei soggetto a, diciamo, al demone. Anche se in realtà, ragazzi, partiamo che il diavolo vuole che non si sappia nulla di noi, quindi partiamo da questa cosa qui. Lui vuole che nessuno lo crede, quindi partiamo da questo presupposto qua. Però a volte può capitare che gli piaccia un'anima, come dici tu, candida e la prenda, diciamo, con sé. A volte padre Gennaro mi diceva che passano anni e anni senza che nessuno manifesti nessun sintomo e semmai il demone già sta da 4-5 anni
si è radicato bene nel corpo, poi all'improvviso incominciano i disturbi. Quindi non è detto che chi è posseduto possa manifestare i sintomi subito, quindi possono passare pure 3, 4, 5 anni e che ne so, pure dei dolori, dei cosi possono derivare da questo, quindi sono tante le cose che mi disse padre Gennaro, che ripeto è un esorcista ufficiale della Chiesa del Vaticano, quindi opera qui a Salerno a Cava dei Tirreni, all'Avvocatella. Vi posso assicurare ragazzi che per andare da questo ci vuole la fila, devi prendere davvero la prenotazione. Se andate sul sito Avvocatella Salerno ci sta proprio l'email per prendere solo per parlare, ragazzi, e qua si parla. Vedete quante persone arrivano da tutta Italia. Quindi ragazzi, io posso ammettere che su 100 persone 80 stiano psicologicamente distrutte, sì, ma il restante 20% avranno problemi davvero, chi ha fatture, chi ha malocchio, comunque tutte cose che comunque derivano dal male in effetti. Ma no, non è questione di cultura, di convenzione, perché in effetti ci sono un sacco di testimonianze, non mi puoi dire che sono convinzioni o tradizioni. Cioè, ti faccio un esempio, no? Ho parlato con padre Gennaro, ma ti sto parlando di oltre 20 anni fa, e padre Gennaro mi raccontò delle cose che si vedono nei film. Cioè, una persona con gli occhi non può alzare un letto da terra e scaraventarlo nella parete e romperlo. Cioè, padre Gennaro mi ha detto che a volte ha trovato talmente forte il demone che a volte ha trovato addirittura, mi ha detto una volta, legione. Legione, ragazzi, sono tanti demoni, perciò si chiama legione, perché siamo in tanti. E dice che quell'esorcismo durò 4 anni, ragazzi. Lui ogni settimana faceva l'esorcismo a questa ragazza. Questa ragazza un giorno, presa dall'ira durante, diciamo, l'esorcismo, con gli occhi alzò il letto e lo buttò nel muro e lo ruppe. Quindi pensate un po', quindi forza sovrumana, poi avversità alla croce, all'acqua santa, non vuole, in chiesa non vuole entrare e si contorce per terra, quindi tutti gli oggetti sacri non sono, quindi non mi potete dire che sono suggestioni. Suggestioni di che? Se uno è pazzo, che c'entra entrare in chiesa, capisci che voglio dire io? Se uno ha schizofrenia, che va in chiesa, che fa? O che gli dai la benedizione, che fa? Sì, sì. Allora c'è stato chi addirittura chi si è alzata dal letto, come dice Grazia, la lievitazione. Cioè, come la spieghi tutta sta cosa? Non si può spiegare, ragazzi. Cioè, sono cose secondo me che non si. Se non, allora, sai che cos'è? Caino e Abele. Lo devi vedere con gli occhi. Perché se non lo vedi con gli occhi, tu non capirai mai la paura che significa vedere queste cose. Cioè, ringrazia a Dio che a te non ti è mai capitato di vedere nulla, allora tu stai sulla tua e dici io non credo a nulla e ci sta, perché è normale pure, ma chi come me e come tanti hanno visto qualche cosa, non hanno più quella cosa di dire no, aspetta, vedi che così è così. Cioè, io l'ho detto già un sacco di video, sono andato una volta lì per una messa che volevamo andare lì, abbiamo visto contorcere una signora, parlare una lingua, ma sai, come l'esorcista, no? Hanno chiuso immediatamente tutto diciamo, la chiesa dell'Avvocatella e hanno pregato a tutti di andare via. E quindi padre Gennaro è entrato in chiesa con tutti i sacerdoti e ha fatto l'esorcismo, ma noi ha mandato via. Allora, se tu sentivi la voce che abbiamo sentito noi quando quella ha incominciato a iniziare la messa, questa signora stava davanti a tutti, ha incominciato a contorcersi e a parlare in un modo strano. Quindi, se non lo vedi, non lo senti e non lo guardi, non lo puoi capire. E non mi puoi dire ogni volta schizofrenia, quindi
perché ci sono i malati, ma non fanno queste cose, ragazzi. Quindi, guarda, mio fratello è andato a lavorare, diciamo, in un manicomio, come lo vuoi chiamare. Non esistono queste persone qua. Ci sono i malati psicologici, tutti questi qua, ma non contro la Chiesa, contro il Mario, contro il crocifisso, contro l'acqua santa. Sono persone schizofreniche, hanno altri problemi, quindi ci sono le malattie mentali, sì, ma questi qua fanno parte di un'altra categoria, questo non è mentale. Purtroppo, ripeto, qualcuno lo deve vedere, ragazzi, se no non lo crederà mai. Quindi, ciao Maria. Sì, questo è vero, il sale grosso allontana il male. Oppure io so che un'altra cosa, Eufrasia, so che in casa bisognerebbe mettere in ogni angolo un po' di sale, dicono che allontani il male, dicono. In ogni angolo, sa, all'angolo della casa mettere il sale, così si dice, non lo so se è vero o no, però il fatto del sale, questo sì lo sapevo. No, guarda, non è un problema di essere laureati, qua non c'è bisogno della laurea. Qua purtroppo il problema esiste e c'è stato dall'inizio dei tempi, quindi non è un problema di oggi, è un problema da sempre, solo che tanti anni fa, diciamo, è un po' più crudele, in effetti usavano addirittura fare la crocifissione per riuscire a vincere, diciamo, sul male, ma era una cosa molto molto rude e antica, quindi poi comunque l'esorcismo si è evoluto solo con le preghiere. Loro invece hanno usato proprio il rituale vero, cioè quello che bisognerebbe come regola legarla, non crocifissarla come hanno fatto, loro l'hanno crocifissata proprio come regola. Nel rituale quello antico sta scritto che il posseduto dovrebbe essere legato a una croce, però legato, non crocifissato con il chiodo, quindi diciamo che è questo che hanno fatto loro di sbagliato in effetti, perciò li hanno arrestati a tutti. Però alla fine il prete non se ne importa che ha fatto 8 anni, perché lui ha dichiarato fino all'ultima: io ho vinto sul demone, non mi interessa che la giustizia mi ha condannato, la Chiesa lo so che mi abbandonerà in questo momento, perché è giusto che lo sia, perché lui già lo aveva detto che la Chiesa non lo avrebbe aiutato. In effetti gli hanno messo solo l'avvocato, ma non l'hanno dato ragione, anche perché, ragazzi, la Chiesa, se va a dire no, quella era posseduta, ma chi ti crede? Cioè la Chiesa non può dire ai carabinieri oppure alla polizia no, quella era posseduta, giustamente la Chiesa sta sui suoi passi. Può darsi che il prete si sia spinto un po' troppo, si doveva fermare, non continuarle. Però alla fine, ragazzi, parliamoci chiaro, la ragazza comunque sarebbe stata vittima del demone al finale, quindi sarebbe... No, questo non è il film L'esorcista, questo qua è Crocifissione, vattelo a vedere, lo trovi su Netflix, sta, quindi lo puoi andare a vedere. Questo l'hanno fatto 7-8 mesi fa più o meno. Comunque, ragazzi, allora, allora faccio una cosa, mo. Allora, dopo questo video, ragazzi, io sotto a un commento, sotto a questo video qua, io metto un esorcismo vero. Però mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, lo voglio dire, non, se siete persone che vi suggestionate, non andate a guardarlo. Io ve lo dico anticipatamente, io lo metto proprio per far capire a chi non ha fede, ma non per gusto mio, questo è un vero esorcismo, quindi è di YouTube, lo metto come link, però io lo dico in partenza, ragazzi. Allora, chi è suscettibile, meglio che non lo guardi, perché fa paura, quindi ve lo dico proprio anticipatamente. Io l'ho visto tutto, quindi diciamo
fa paura, quindi io lo metto. Poi se avete il coraggio di andare a guardarlo, ve lo andate a guardare, oppure non lo vedete, non fa nulla. Però io ve lo dico in partenza, non voglio che chi tiene non si suggestiona, oppure non gli fa né caldo né freddo, come Caino che dice a Bele, che dice che non gli importa nulla, lo può vedere. Così vedete che non è schizofrenia, non è come dite voi, ma è il male diciamo, nel suo vero senso della parola. I terremoti. No, a me mi fa paura più questo, la verità. Perché il terremoto mi posso salvare da queste cose qua è molto più difficile, quindi preferisco il terremoto io. Non lo so, non mi ricordo, comunque sono o uno o due, comunque mo devo trovarlo perché l'ho visto e lo so che non mi pare che ci sono due parti, non mi ricordo bene. Comunque, prima come finisce il video, che finisce di caricare su YouTube, io lo vado a cercare e poi datemi 10 minuti ragazzi, lo metto sotto a un commento vostro, quindi o uno o due parti sono. Comunque mi pare che più o meno dura una ventina di minuti, pare 10 minuti perché mi pare che fa tutto l'esorcismo completo e quindi diciamo anche l'esplosione, cioè la fine del... Sì, sì, allora questo qua in effetti, questa storia qui che ho raccontato, il demone ragazzi si chiamava Agares. Voi potete andare anche su Google, andate a trovare demone Agares e vedete che cos'è. Quindi vi dico anche, ciao Massimo, anche il nome di questo demone che è stato sconfitto da questo prete, che poi purtroppo questo demone ha voluto uccidere la ragazza, quindi in effetti è ritornata all'inferno, perché se no, se non riusciva nel suo intento, il demone si poteva spostare in un'altra persona, quindi una volta che è terminato l'esorcismo ed è andato bene, diciamo il demone ritorna nell'inferno. Invece se salta che non riesce a sconfiggere può saltare da un corpo all'altro facilmente. Sempre ripeto, in un'anima come dice fragile, quindi queste cose qua esistono ragazzi. Ma comunque vabbè, banda alle ciance. Vi auguro un buon pomeriggio. Metto il video ragazzi, guardate solo chi tiene diciamo coraggio, chi non ha paura, chi non è sensibile. Lo sconsiglio a chi è sensibile a queste cose di paura. No, io l'ho sempre detto, io l'ho sempre creduto. Guarda, io ti ripeto, ho visto cose che non mi aspettavo nella mia vita. Io ti faccio un fatto velocissimo, no? Morì il papà di un amico, a questo l'ho detto già in un altro video, non mi ricordo ma quale. Morì il papà di un amico e andammo tutti al funerale, tutto bene. Comunque, passò tempo, questo signore, sotto questo video qualcuno mi commenta, Pachi, lascia un tuo commento sotto a questo video, io te lo metto sotto a te come risposta. Comunque questo signore qua aveva il vizio che qua a Matierno ci sta una pizzeria e c'è una scala che si sale, si attraversa la strada e ci sta la pizzeria. Questo signore ogni sera andava a prendere la pizza alla moglie, lui e la moglie. Questo qua si metteva 2-3 minuti fermo su questo muretto e poi passava la strada. Quindi passarono dei mesi dalla sua morte, ragazzi, quindi nessuno più. Sì, sì, Maria, il grande inganno è quello di farci credere che non esiste, ma io l'ho sempre detto. Fatto sta, ragazzi, che dopo la morte di questo signore, io mi sono dimenticato, in effetti. Un giorno erano verso le 8 di sera, dovevo andare mio padre mi disse mi vai a prendere le sigarette, vabbè, perché abitiamo vicino, vado un attimo io prima che chiuda. Parto con l'auto, ragazzi, passo sotto questo muretto e vedo questo signore, ma io continuo comunque perché devo andare a comprare le sigarette. Però strada facendo io pensavo, ma il signore là, quello non è vivo. Cioè io avevo visto il signore quello là, come lo avevo visto sempre negli anni, qua si parla di anni e anni ragazzi, non di un giorno.
io l'avevo visto seduto, come stava il solito suo fare. Io ero passato, l'avevo visto, mi ero dimenticato che quello era morto. Quindi diciamo che mi sono capitate tante cose nella vita, in effetti, che ci hanno fatto credere a queste cose. Quindi un'altra volta stavamo affacciati dal bagno, c'è la strada, ragazzi, sia a destra che a sinistra, si vede ovunque tu vada la direzione, quindi o vai a sinistra o vai a destra, io ti devo vedere, non ci sta soluzione perché è libero. Ci stavano verso mezzanotte due signore, diciamo sedute sulla panchina. E io, sa, dissi, stavo a casa di un amico, poi disse, mi girai e andai a chiamare la mia amica. Disse, guarda queste due, ma che tutte vestute di bianco, ma che ci fanno a quest'ora sulle panchine? E la ragazza mi disse, sì, sì, ma che sei, chi sono? Ma non lo so. E ci girammo tutte e due a chiamare la mamma. Come noi chiamammo, signora, signora, venite un attimo qua che volevamo dire che vedete queste chi sono, perché non le conosciamo noi. Noi ci siamo girati solo per chiamare la mamma della ragazza della mia amica, no? Le signore non ci stavano più sedute sulle panchine. Ragazzi, sia a destra, sia a sinistra, sia avanti che indietro, ci stava un chilometro che era visibile. Quindi le signore in qualsiasi parte dovevano andare, io le avrei viste da lì, quindi non potevano, cioè io giro la testa indietro, la rigiro dopo 2 secondi. No, 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 Kai, no, non era uno scherzo, no, no. Erano due persone vestite di bianco e non si vedeva nemmeno la faccia, in effetti, perché stavano a testa in giù e quindi non l'abbiamo visto. No, non era uno scherzo perché poi siamo scesi giù tutti e tre, ma non abbiamo trovato nessuno, ragazzi. Era mezzanotte passata, figurati, mi sono fatto accompagnare a casa. Quindi in effetti non l'abbiamo mai saputo che chi fossero, chi erano, però ragazzi il problema è che dalle panchine che ci sono sotto di fronte a questo bagno c'è tanto spazio, ci sono i giardini, quindi è tutto piano. Quindi le signore se si alzavano e andavano sopra, a destra, a sinistra, di lato, cioè da tutti i lati che ci sono, ragazzi, io le dovevo ritornare a vedere che andavano via. Ma io invece non ho visto nulla, ragazzi, zero. Cioè io mi sono girato da signora e ho girato subito la testa insieme alla mia amica, abbiamo chiamato la mamma. Cioè ci abbiamo messo 2 secondi a girare la testa indietro e poi avanti un'altra volta per vedere queste due che facevano. E io e la ragazza ci siamo rimasti, sai come? Se abbiamo sentito come un freddo dentro proprio. Perché poi ha avuto la mamma, dice, ma non ci sta nessuno, a chi avete visto? E mi ha detto, ma noi stavano là, due signori. E abbiamo provato, siamo scesi, siamo andati a vedere, ma che non abbiamo trovato nulla. Allora, io non posso dare una spiegazione a queste cose, quindi non lo posso dire. Allora, guarda Adriana, ci sono tanti fatti che io ho detto mi sono successi, quindi non posso darmi una spiegazione. Ma sì, ma grazie, se a te non ti è successo nulla, è normale, carino, come si dice, se non ci vai, come si dice qua, se non ci vai con i piedi dentro non ci credi, quindi purtroppo bisogna esserci dentro per capire la situazione. Se ci stai dentro tu capisci, se no è come quando uno fa il divorzio, uno dice il divorzio è brutto, ma ti fa quello sposato, non è vero, però se lui non lo fa, non lo realizza come me, non sa che cos'è. Oppure quando muore un genitore, ad esempio dice è brutto la morte di un genitore, io non lo posso capire perché io, cioè i genitori, ringraziando Dio, ancora vivi. Quindi semmai se qualcuno di voi adesso mi dice Giuseppe, vedi com'è brutto quando muore mamma, quando muore papà, io non riesco a percepire questa sensazione perché non l'ho vissuto ancora, capisci? Questa è la cosa, quindi se non ci stai coi piedi dentro, non lo credi. Allora, allora, ma guarda, ma il problema è che i demoni colpiscono sempre le persone, le anime anzi, non le persone, perché
quella della persona non tiene bisogno, quella è l'anima quello che vuole, quindi diciamo che colpiscono le persone, le anime più fragili, quindi e questo è il problema. Quindi in effetti chi è più debole, oppure a volte chi si mette a giocare con queste la Ouija, oppure vuole richiamare qualche defunto, qualche fattura. No, no, vedi che succede anche a chi non crede, eh. Vedi che all'avvocatella qui vengono persone che vengono così, perché giustamente il parente gli ha detto di andare lì e di vedere se è questa cosa qui e quello dice no, ma quello non esiste, il diavolo, che vado a fare lì? E poi si sono ritrovati a lottare col diavolo, pensa un po'. Qua parecchi casi, qui a Salerno ci sta il santuario dell'avvocatella, lo puoi cercare su Google e vedi cosa c'è, sta scritto Padre Gennaro. Non ti dico bugie, vai su Google e scrivi Avvocatella Salerno, ci sta proprio il sito proprio, quindi Padre Gennaro è quello che fa gli esorcismi, quindi ce l'abbiamo proprio qua. Sì, sì, ma il problema è che i ragazzi si mettono a giocare con la Ouija, fanno queste fatture, fanno le fatture d'amore, fanno tutte queste cose qua. Poi si ritrovano con i demoni o gli spiriti, diciamo, entità cattive e poi le cose vanno a peggiorare. Quindi, quante volte ho letto che i ragazzi si sono messi a fare la Ouija, io ho detto ragazzi, fate tutti i giochi, ma evitate queste stronzate della tavola Ouija, del bicchiere, dell'ascensore, di tutte queste cose che... Perché su YouTube è pieno, ci fai l'esperimento dell'ascensore, a mezzanotte metti lo specchio, poi guardati, quello delle candele, cioè su YouTube ce ne sta proprio un casino, quindi io sempre tutti quanti dico ragazzi non fate proprio queste stronzate, evitatele proprio perché non sapete la porta che aprite, quindi non cercate se è morta vostra mamma o vostro papà di contattarlo perché non sono i vostri genitori. Chiunque vi contatti non è quello che voi credete, anche se sa tutte le vostre notizie, ragazzi, quello il diavolo è un bugiardo perfetto, quindi sa tutto di voi, quindi se gli dite vostra mamma quanti anni aveva, ve lo dice, perché lui sa tutto. Quindi non è vostra mamma o vostro papà. Sì, sì, ma non si mette dubbio, però non devono dire che è la mamma o il papà. Se vogliono contattare a finale, sì, però la maggior parte, come dirla, arrivano sempre gli spiriti, diciamo, cattivi in effetti. Poi, secondo me, quando fanno queste cose le devono fare persone davvero che ne capiscono, cioè proprio persone esperte. Anche se esco, io lo sconsiglio anche se sono bravi, quindi io non lo farei neanche con uno che lo sa fare bene, quindi anche diciamo che lo fai fare un altro, ma non lo farei. Vabbè ragazzi, adesso vi lascio, metterò il video sotto a questo diciamo video, il link di un vero esorcismo. Quindi mi raccomando, se siete sensibili non guardatelo ragazzi. Quindi se siete forti di che non vi fa nulla potete guardarlo perché questo non è un film. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo. Bravo. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti. Vabbè, questo qua è un, diciamo, un video che ho fatto perché qualcuno come tutti quanti, se mi richiedono qualche cosa in particolare, io faccio il video. Se tu mi cerchi per Giuseppe, fammi un video su, io te lo faccio, figurati. Mi avevano scritto in tante persone su questa cosa e ho contattato quelli là che volevano questo tipo di video, in effetti. È differente di solito da quelli che faccio, però siccome me l'avevano chiesto già da tanti, un paio di mesi tante persone, adesso l'ho fatto. Quindi è come se uno mi cerca, Giuseppe, mi fai un aggiornamento sui terremoti, io lo faccio, non è un problema sui vulcani. È una notizia come l'altra, ragazzi. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo più tardi e mi raccomando, se siete sensibili, non guardate il video che vado a mettere sotto lì.
Ciao a tutti ragazzi.